E facciamo un applauso naturalmente a questo giovane cavaliere e alla sua scorta, Antonio Morito, rullo di tamburi e trombe, ed eccolo qua, signori e signori, Antonio Morito e la sua scorta. Naturalmente oltre 3 esemplari di puro sangue inglese, guardate fino alla fine, uniti come diceva il nostro amico di Santo Lussurgiu. Tone Senes, Gabino Mura e Antonello Senes. Va bene, comunque si sono un po' disuniti alla fine, naturalmente. Loro indossano il costume tradizionale giornaliero, 2 cavalieri bravissimi di Bonorva, Tone Sanna e Luigi Conto. Tone faceva parte di quella famosa famiglia dei cavalieri di Tuttavia, che poi è stato rapito da una donna, non so, e hanno dovuto dismettere. Le trombe intanto suonano e squillano per loro Mariano Pundu, Andrea Consu, Salvatore Angius, di Bonorva, ma di tutti i paesi della Sardegna. Eccoli qua, con questi bellissimi costumi, veloci, 3 cavalieri di Bonorva, Mariano Pundu, Andrea Consu, Salvatore Angius. Cavallo grigio centrale naturalmente, con questi bellissimi costumi, guardate noi dall'alto che riusciamo a vedere tutto. Naturalmente bellissimi anche loro. Questa pista poi non è difficile far galoppare questi bellissimi esemplari, alcuni di loro 18ª edizione, c'è stato un qualche problema in partenza, ma forse si uniranno, si sono già uniti, veloci, eccoli qua i bellissimi costumi di Bonorva, Pietro, Marco Pietro, Giovanni Angelo, fino alla fine, fino alla curva di San Giovanni. Molto bene. Giuseppe Porchello, laterale destro. Dario Pittore e Ivan Sanna, molto bene anche questa famiglia. Molto bene. Ma le pariglie, come potete vedere anche quelle di Santo Lussurgiu, questi sono Samuele Umali, Daniele Vittore e Stefano Sasso. I costumi forse adesso vediamo che abbiamo i monitor che non stanno funzionando qui davanti a noi, però appena riusciamo a sistemare i monitor che ecco, non poteva mancare subito. 3 su 3, un applauso, che sono loro che riscaldano veramente gli animi. Complimenti Mario Meloni, Marco Faetta, che ho detto guardate fino alla fine, perfetto, sembra di essere alla Sartiglia di Oristano. Esordiente Marco Faetta, complimenti. E questo è Giuseppe Oliga con Mario Conti. Come vi dicevo prima, le pariglie erano queste, come potete vedere ancora oggi a Santo Lussurgiu, loro le chiamano Sasparezza. L'abilità era comunque quella di riuscire a galoppare veloci della sedia. Praticamente i cavalieri riuscivano a appoggiare la sedia sulla sella del cavallo e a sedersi. Francesco Fresu, laterale destro in piedi, Alberto Delio e Graziano Fresu. Primo passaggio per loro, naturalmente stanno provando anche i cavalli che conoscono la pista. Pietro Delio e Mario Dettori. Ecco le trombe intanto che annunciano la partenza di Filippo Secchi e Mattia Unali. Filippo Delio, laterale destro in piedi, ci prova anche Pino Secchi. Si alternano insomma, Pino Secchi con Filippo Delio. Eccolo qua, Alessandro Faenda e Torino Dettori. Complimenti, c'è più piani. Comunque portano bene anche questi, molto bene fino a San Giovanni anche per Alessandro Faenda e Torino Dettori. Poi vi farò dire se posso fare pubblicità.
Antonello Secchi, Marco Buntu e Luca Soggio. Marco Buntu è esterno, attenzione che Luca Soggio, uniti, forse ce ne danno, come diceva il nostro amico di Santo Lussurgio, e si sono uniti alla fine nel corsa. Ancora con noi Nino Manca. Eccoli qua, forza ragazzi, lasciateli andare. Nino Manca e Dario Ilde. Esterno destro, Ineddu. Molto bene, questi chiudono questa prima tornata. Il tempo, non so se poi ci penserà stanotte il nostro sindaco, la promessa, se non dovesse piovere è costretto a ricandidarsi per le prossime elezioni. Non so cosa decideranno poi, se gli diamo